Inizia da Villa del Conte, nell'azienda Lago, il nostro viaggio di incontro di quelle aziende che sono virtuose, ad esempio per il valore G, il valore giovani, aziende che attraggono e che trattengono i giovani. Daremo ad ogni responsabile di azienda questa bacchetta magica per farci raccontare qual è la bacchetta magica che stanno usando o hanno usato, quali sono gli strumenti per attrarre e trattenere i giovani che diventano un valore fondamentale per l'economia del nostro territorio. Entriamo quindi anche alla Lago per dare questa bacchetta magica in mano al responsabile dell'azienda. Daniele, grazie di essere nostra ospite. Ciao e benvenuti a voi. Allora, ci troviamo appunto all'interno del tuo mondo, della Lago. Io ho con me una bacchetta magica, Wow. che è un po' un simbolo di valore G, perché te la lascio un attimo, perché simbolicamente ti voglio chiedere qual è la bacchetta magica che hai usato e stai usando per attrarre e trattenere i giovani. Te lo chiedo così subito. Certo, più che bacchetta magica cerchiamo di avere un approccio da decenni ormai che tende a avere una centralità delle persone, che tende a generare un ambiente entusiasta, che tende a fare dell'innovazione una voce importante poi della strategia dell'azienda, per cui siamo in provincia e quindi dobbiamo giocarci le carte con tanti aspetti legati anche alla flessibilità sugli orari e al buon equilibrio tra una vita privata e una vita professionale. Dopo noi lavoriamo e cerchiamo di produrre estetica ma anche significati e secondo me sempre di più i giovani sono molto interessati a fare qualcosa, ma il perché fai quel qualcosa ormai è quasi più importante, no? Perché hai scelto di venire qui? Cosa ti è piaciuto di più? Cioè l'amore quando è nato? Beh, in realtà vedendo anche banalmente il sito internet, quindi il design e tutto, a me è piaciuto molto. Poi comunque anche nel momento in cui sono venuta a fare il primo colloquio ho visto che c'erano moltissimi giovani e poi appunto è una bella azienda. A livello umano è molto libero come ambiente, quindi se vogliamo parlare tra di noi, cioè ovviamente non ore, sì esatto, lavorando. E beh, innanzitutto appena sono arrivato qui ho trovato un ambiente molto giovane e molto stimolante e soprattutto mi hanno dato sfiducia fin dall'inizio, quindi mi hanno dato anche delle mansioni e delle responsabilità che non sono da tutti e quindi mi sono sentito molto apprezzato e molto parte di qualcosa che appunto servisse all'azienda. La Lago è un'azienda che fonda le sue radici decenni, credo che forse siamo arrivati a 40-50, dovremmo anche fare una festa probabilmente. E io sono il 10° di 10 figli, quindi un'azienda a gestione familiare, un'azienda con una famiglia molto lunga. Nelle ultime decadi abbiamo cercato di allargare la possibilità di uscire dalla famigliocrazia, che in Italia non è sempre positiva, nel senso che dobbiamo anche creare i presupposti per attrarre anche il mondo del management, i giovani e queste cose qua di cui parlavamo prima. E produciamo arredamento per tutte le aree della casa. Negli ultimi 4-5 anni abbiamo spinto e creato una strategia anche su tutta la parte contract, quindi mondo hospitality, office e tutte insomma situazioni variegate che vanno oltre la casa. Siamo un'azienda che ha una vocazione molto innovatrice, siamo spesso i precursori, una fatica cosmica perché ci prendiamo rischi importanti. Adesso proprio in questo momento stiamo affrontando la sfida della I in maniera significativa. Siamo in 200, poco più di 200, 220 non mi ricordo, e se queste persone hanno l'entusiasmo per fare cose e generare valore è fantastico. Cos'è che ti piace di più? Che ne so, lo stipendio, il tempo libero, la flessibilità, un benefit? No, beh, abbiamo tanta flessibilità di orario, quindi sicuramente, cioè io per esempio la mattina inizio alle 7:30, quindi comunque ho dopo mezza giornata libera se voglio. Poi comunque creiamo molto gruppo e quindi anche quello, cioè stai proprio bene qua dentro. È un ambiente giovane, posso dirlo.
Abiti qui vicino, quindi ci metti poco? Molto poco, sì. Anche Arrivo questa è una qui- cosa positiva. Esattamente, sì. Questo sicuramente è un benefit che non dall'azienda, però è un benefit personale. Io ci metto praticamente 2-3 minuti ad arrivare, quindi anche questo mi tiene molto legato, sinceramente mi fa quasi sentire a casa, ecco. Ti chiedo subito, età media, così entriamo nel vivo anche di quante persone L'età media è avete? interessante perché ne parlavo prima con l'HR, abbiamo un turnover tanto basso in azienda e quindi mi ricordo che 15 anni fa eravamo a 28, adesso siamo a 37. Il turnover non deve essere né troppo basso né troppo alto, questa è una ricetta perché... L'equilibrio. Sì, è importante nella vita, a prescindere che tu sia giovane o meno giovane, fare qualcosa che ti piace e la passione arriva quasi esclusivamente quando fai quello che ti piace. Anche sull'innovazione è così, tu innovi solo quando ti diverti un po'. Tu sei un senior in azienda, giusto? Sì. Da quanto tempo stai qui? Allora, io sono qui da 11 anni. Ho fatto un percorso inizialmente, diciamo, sono entrato con una figura un po' più semplice fino a fare tutto un percorso di carriera positivo e bello qui dentro. Ho scelto Lago perché intanto mi piace il bello, quindi i prodotti di design in particolare, e anche perché mi piaceva l'idea di lavorare in un'azienda veneta che portasse, diciamo, verso in Italia e all'estero un po' il bello e tutte le cose positive che si riescono a fare nel territorio. Allora, io sono qua nella Lago più o meno da un anno ormai. Quanti anni hai? Io ho 23 anni. Allora, io inizialmente lavoravo in un'agenzia immobiliare e insomma ho fatto anche lì 6 mesi e adesso ho cambiato totalmente percorso e infatti lavoro in modo manuale. Ti piace di più? Sì, assolutamente sì. Dai, diciamo che è il mio punto forte, diciamo. E da che scuola venivi? Dall'alberghiero, quindi proprio tutt'altro mondo. Tutt'altro mondo. Sì, esatto. E perché hai scelto di venire a lavorare in produzione? Perché lavori manuali in generale, qualsiasi esso sia, mi piacciono e penso comunque di cavarmela. Quindi... Però hai imparato sul campo perché non lo sapevi sì, fare? assolutamente, sì. Ho iniziato appunto il percorso con la pianificazione e la produzione. Quindi adesso ufficialmente che ruolo hai? Pianificatrice. Da che percorso di studi vieni? Ho fatto 3 anni in scienze sociologiche, quindi in realtà sono in un ambito completamente diverso, cioè diciamo che ho avuto più formazioni in azienda. Da quanto tempo qui in Lago? Io sono qui in Lago dal 2020, quindi a luglio faccio 6 anni e ho fatto anche un piccolo periodo di stage con la scuola quando ero più giovane, quindi 17 anni, che ho durato 3 mesi e poi da lì è iniziato tutto. Mi sono trovato fin da subito molto bene con il mio responsabile attuale che mi ha sempre tenuto fermo, mi ha detto mi raccomando non scappare e quindi ho avuto la possibilità anche di continuare più avanti e adesso sono ancora qui. Che le aziende devono essere degli attrattori universali sotto tutti i punti di vista, questa qua è la nostra visione strategica. Quindi sai, anche tutto il mondo sindacale dovrebbe comprendere questi aspetti perché l'impresa ha bisogno di generare ambienti positivi, quindi siamo tutti nella stessa barca, non è che uno fa il tifo per una cosa o il tifo per l'altra, cioè, e sempre di più secondo me diventeranno le aziende fatte di tanti imprenditori, perché il manager forte è un piccolo imprenditore, ad esempio. Diciamo che al di là di questione di welfare o benefit che possono essere dati o non dati, vedo che il DNA, le caratteristiche di Lago comunque e quindi anche della proprietà, della direzione, permettono alle persone di avere una gestione abbastanza, mi viene da dire, quasi imprenditoriale del proprio lavoro e quindi noi come Forma Mentis non aspettiamo che qualcuno ci dica devi fare questo, ma lo facciamo e quindi vedo che se si riesce a dare alle persone questo senso di responsabilità le persone poi si sentono in primis realizzate e riescono ad dare anche qualcosa in più e quindi sì, mi verrebbe da dire che un po' provocatoriamente ci vediamo un po' tutti un po' degli imprenditori nelle nostre attività, quindi non pensiamo solo a fare le cose perché dobbiamo farle bene, ma perché è come se le facessimo per noi stessi.
A te viene da rimanere qua nel tuo prossimo futuro o dici questa è una prima esperienza e poi vediamo? Beh, allora innanzitutto attualmente sì, vorrei rimanere qua e poi ovviamente non posso prevedere il futuro, però per quanto riguarda questo momento sì. Per adesso, essendo che ormai è parecchio tempo che sono qua, spero di rimanere qua, anche in un futuro. Poi alzo le mani perché non so. Tu cosa vorresti fare? Sposarti, avere una casa, girare, viaggiare? A me piacerebbe sì costruire una famiglia in un futuro, quindi avere una casa anche, quindi un posto fisso è importante, uno stipendio che ti fa vivere e non sopravvivere, anche quello è importante. Sì, sicuramente una famiglia, un buono stipendio e in realtà spererei anche non troppo nel lungo periodo, entrambe le cose, quindi. In realtà non saprei perché qui mi trovo molto bene, però è anche l'unica realtà che ho visto e non saprei cosa c'è fuori. Cioè vedo che proprio le persone, i ragazzi, tipo quelli che avete intervistato un po' prima, in generale mi chiedono come è la giornata lavorativa, quali sono le aspettative che si ha su di loro, quindi sono molto più concentrati su quello che devono fare nel day by day rispetto a magari una volta che avevano più l'interesse a sperimentare le lingue o cose di questo genere. C'è proprio un approccio al lavoro completamente diverso. Quindi sono sicuramente delle persone più attente alla vita e alla quotidianità, ma molto più orientate all'obiettivo. Cioè loro sanno che devono fare quella cosa lì, cercano di finire la giornata e sono bravi se ci riescono. Una volta invece notavo che veniva valorizzato magari la persona che si fermava più tempo e quindi a quel punto diventava meno bravo che riusciva a finire il lavoro in tempo. Quindi c'è proprio questo cambio di paradigma importante e quindi lato mio la chiarezza e comunque rispettare anche le aspettative in selezione soprattutto diventa un plus. Quindi sicuramente è positivo da questo punto, un po' diverso, diciamo sì, un po' diverso, è proprio cambiato il mondo da questo punto di vista. Con quelli più anziani ho dovuto un po' abituarmi perché ovviamente vediamo da, tra virgolette, due epoche diverse, per cui è difficile anche relazionarsi, però. E spesso una volta si diceva no, mamma mia, andare a lavorare in fabbrica. Allora, è un po' soggettivo, però per quanto mi riguarda a me piace. Tornassi indietro, per esempio, Sì. del tuo percorso di studi, faresti un'altra cosa per arrivare qui? Sì, sicuramente sceglierei un percorso che mi porta ad avere più conoscenze e competenze su quello che sto facendo al momento. Quindi hai finito la scuola e sei venuto qui? Esatto, sì, esattamente. Ho fatto l'esame la prima settimana di luglio e alla terza avevo già iniziato qua. Adesso si parla di smart working o comunque di flessibilità, diciamo che da noi la flessibilità è anche proprio una gestione, mi viene da dire, un po' autonoma di quello che è l'orario di lavoro. Le cose che ho espresso anche precedentemente è quello di generare un'orchestra all'azienda che sia il più possibile armoniosa affinché questa qua sia un'energia che poi si propaga.